amici, buongiorno, bentornati nel canale. Me l'avete chiesto in tanti e finalmente vi ho accontentato. È tornata la Spark, finalmente. Anche io la sto usando veramente poco perché quando finisce la stagione delle gare ho bisogno di disintossicarmi un po' e quindi preferisco la bici da strada. Ieri ha nevicato anche a bassa quota, quindi io ho voglia di vedere la neve e spero di riuscire a raggiungerla in bici oggi. Come vedete non fa freddo per niente. Il Garmin segna 5 gradi ma sono falsi come le mutande del mercato Calvin Klein, e quindi bene, vediamo quanto torniamo a casa ghiacciati oggi. Però giornata magnifica, ultimamente quei video ci sta andando di lusso, godiamocela. Se vi serve una guida su come farsi male, scrivete a me che io potrei essere un bravo scrittore per questa cosa. Guarda che roba. Aggiornamento dopo 45 minuti, 15 km, 320 di dislivello. Sto andando con calma e sto regolando l'andatura per gestire il calore corporeo, diciamo. Cioè, chiaramente se ho freddo accelero un po' così mi scaldo. Se sento che sto sudando rallento, perché dopo quando entro nell'ombra che fa più freddo mi prendo il colpo di grazia. E già ho mal di schiena perché ho 21 anni e mezzo ma percepiti 75. Adesso sto salendo zona Montepulgo, quindi ora siamo quasi in cima, poi scendiamo zona Priabona e Monte di Malo. E guardate l'acqua che cade, che effetto che fa. Guardate che figata, veramente figo figo figo. Raggiunta la cima di Montepulgo, già qui ieri una spruzzatina l'ha fatta, quindi tecnicamente dopo 50 minuti la neve l'abbiamo toccata, pestata e vista, quindi potremmo anche andare a casa. No, non scherziamo ragazzi, si va in alto oggi. Maria che freddo! Ah! Potrei giassarmi anche i brombi! Ragazzi, quella discesa lì è fredda anche d'estate, cioè è proprio il punto più freddo dell'universo, no, del mondo. C'era -2, adesso faccio un cambio rapidissimo di guanti, mi metto su quelli più pesanti perché ho freddo e saliamo a Monte di Malo, dove faremo la prima pausa cibarie. Stop merenda. Per la serie i consigli del Tom, mi raccomando, con queste temperature, per chi ha meno esperienza, mangiate tanto anche nei giri di scarico, così un'oretta e mezza, portatevi sempre via una barrettina, almeno un gel, qualcosa che possa comunque aiutarvi, perché le calorie del cibo sono calore anche corporeo, quindi se cominciate a sentire i brividini nella schiena o cose simili, comunque ricordatevi di continuare a mangiare. Paninetto con la Nutella, bici. Siamo a Monte di Malo, adesso finito il paninetto comincio a salire verso cima. Si sale, sono partito da poco da Monte di Malo, mancherà una ventina di minuti a contracima. Siamo 1 ora e 25 km e 700 di dislivello. La giornata è questa, spettacolo. Ora si entra un po' nel bosco, però sempre rimanendo su asfalto. I pezzi in ombra comunque come questo sono ancora 0 gradi e non so se preferisco morire assiderato dal freddo o morire soffocato perché mi metto lo scaldacollo davanti alla bocca. Adesso ci penso ancora un attimo, poi casomai vi faccio sapere. Veramente? Sì. Fa mettere il gomito così un attimo. Ma va a cagare! Sbarcati a Contracima, qui c'è il capitello, di qui si scenderebbe a Valdagno, ma noi proseguiamo di qua, direzione Passo Zovo. È un giro che effettivamente avete già visto, però mai con la neve, penso, anche perché una persona normale non farebbe queste cose, ma io sì. Vamonos!
Occhio ai sassi qua col ghiaccetto. Che figo, raga. Attenzione. Monte Mucchione. Comincia ad avere anche la mandibola ghiacciata. Dai che ormai siamo allo zoo, Che esperienze, ragazzi. Che esperienze. Oh, si fa una fatica atroce a pedalare sulla neve comunque, C'è la bici che proprio non va avanti. Attention. Occhio che qua ci sono un po' di radici che me le ricordo e sbucano fuori dalla neve. No, simpatico. Oh. Fortuna che i sentieri me li ricordo a memoria, perché non saprei dove andare se no. Oh, là, che figata, madonna. Posti magici, incredibile. Guardate che roba. Adesso mi sparo barrettina, proseguo ancora un po', passo Zovo che è qui più avanti qualche centinaio di metri e vediamo se riusciamo a salire al Civillina. Comincia a essere veramente freddo adesso, Non assicuro di riuscire ad arrivarci, però dai, ci proviamo, mai mollare. Come vedete, ragazzi, il terreno è molto buono in realtà oggi. Dove è ghiacciato tiene anche abbastanza. Dove si è sciolta la neve purtroppo sì, è un po' inzuppato, tipo qua, e fa fango. Però sono solo veramente qualche chiazza. Per il resto stiamo bene e ci divertiamo. Oh. Via. Mi sento come Omar di Felice in Antartide in questo momento. Ho un male alle mani. Sto soffrendo parecchio, a dir la verità. Comincia a mancare un po' il divertimento in questi momenti. Allora ragazzi, la situazione è la seguente. Io sono venuto da qui, fa un freddo cane veramente. Il Garmin adesso segna -3. Non me la sento sinceramente di andare fino su al Civillina, perché cominciano ad arrivare delle nuvole e tra un'ora, mi pare, sì, più o meno un'ora sarà buio, quindi sinceramente ho preso un po' sotto gamba la cosa, ecco. Ero un po' qui con l'euforia di vedere la neve l'ho vista e non la vedrò dove dovevo vederla, però bisogna anche accontentarsi e capire che spingersi troppo oltre magari ti porta a fare
qualche cavolata che dopo paghi, ecco. Adesso ho veramente freddo a mani e piedi e siamo quasi sotto la salita del Civillina, ma preferisco scendere giù a Valdagno e magari fermarsi anche in un bar a bere qualcosa di caldo. La GoPro è qui, ma mi ha abbandonato, credo sia andata in protezione per il freddo, quindi appunto mi dispiace, purtroppo non riuscirete a vedere neanche la discesa. Faccio veramente il possibile e speriamo si riprenda. Adesso la tengo qui vicino a me. Ladies and gentlemen, per fortuna che la GoPro si è spenta, perché se aveste visto... scusate, ho la mandibola bloccata dal freddo. Se aveste visto come sono sceso dal Civillina, lì da sotto il Civillina, sono stata una roba penosa. Ragazzi, a me dispiace e spero che questo video vi sia piaciuto lo stesso. Se è così lasciate un like, iscrivetevi, che è un grande aiuto per me. E niente, dai, da me e la Spark è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga.